movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living on the high shelf. And they kill all those stars. Lady, running down to the river, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got lump in my throat 'cause you're gonna say my words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got lump in my throat 'cause you're gonna say my words wrong. Una produzione esclusiva Play Village. Signore e signori, Ettore Tortorici. Buonasera, buonasera a tutti. Etna Country Style ad aprire il Penalty Awards 2015. Complimenti ragazzi. Avete accompagnato la sigla ufficiale del penalty con questa bellissima coreografia. Giuseppe Scaccianoce che rappresenta il gruppo Etna Country Style. Grazie. Una battuta veloce, in quanto tempo avete preparato tutto? Ma da quando mi ha dato la musica, quindi da una settimana. Ma siete bravissimi. Vabbè, ci proviamo, dai, almeno abbiamo dato un sorriso. Perfetto, ci vediamo dopo perché avete preparato un'altra bella coreografia da inserire all'interno del nostro Penalty Awards. Buonasera a tutti e benvenuti qui al cortile Platamone per questa seconda edizione del Penalty Awards, ovvero il riconoscimento ufficiale per tutti gli atleti del mondo del calcio dilettantistico, dal campionato eccellenza per seguire quello anche della promozione ed infine quello della prima categoria. Tutto questo grazie naturalmente alla collaborazione diretta dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori, che ha coordinato tutti i voti che sono arrivati in queste ultime settimane e devo dire che c'è stato veramente l'imbarazzo della scelta perché erano tanti gli atleti, tanti gli allenatori ed è stata veramente un'impresa ardua, ma poi alla fine ci si è riusciti e questa sera presenteremo 3 nomination per ogni ruolo e questa sera stessa sveleremo anche il vincitore per ogni singolo ruolo appunto del Penalty Awards. Prima di iniziare la carrellata di nomi, personaggi del mondo dello sport e non solo, voglio naturalmente ringraziare Video Mediterraneo nella persona del suo editore Katiuscia Carpinteri che ha permesso tutto ciò. Questa è una trasmissione che ormai da 4 anni accompagna il calcio dilettantistico siciliano, lo fa credo in una maniera molto semplice con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti che ogni domenica insomma sono presenti in tutti i campi della Sicilia. Questa sera abbiamo tanti personaggi della Federazione Italiana Gioco Calcio, su tutti naturalmente il presidente che tra poco andremo anche a conoscere di persona e insomma questa è una cornice ideale perché dopo una lunga stagione arriva il momento di grande successo appunto come ho detto poc'anzi per tutti gli atleti che ogni domenica giocano in tutti i campi di questa Sicilia. Alcuni campi certamente non sono straordinari però alcuni sono già in erba sintetica e questo è sicuramente un grande successo. All'interno della nostra serata sottolineiamo anche la presenza di 4 premi speciali, il primo sarà dedicato alla carriera sportiva, il secondo sarà dedicato alla stampa, il terzo al personaggio TV e poi chiuderemo con un nuovo premio che abbiamo istituito quest'anno, il quarto, che è quello dedicato a un uomo per lo sport. Per aprire la nostra serata io invito qui sul palco un amico di Penalty che ci ha seguito per tutta la stagione ed è molto vicino anche all'amministrazione comunale del Comune di Catania che tra l'altro ha patrocinato l'evento del Penalty Awards. Voglio qui sul palco graditissimo ospite Francesco Santocono. Francesco, tu sì che sei un uomo di sport, ogni tanto prestato alla medicina e alla cultura anche dell'Egitto, però in questo caso devo dire che mi sembra giusto aprire con te perché hai accompagnato in questi anni i Penalty anche con la tua energia. Diciamo che ho visto tante partite di calcio, quindi vicinissimo allo sport abbastanza. Sono reduce da una partita al rugby al palio dell'università e mi sono divertito tantissimo. Però qualche partita di calcio l'ho fatta pure io.
Benissimo, allora io ti ho invitato qui proprio in apertura della nostra giornata di sport perché premierai tu un personaggio importante del mondo dello sport ed è un personaggio che è molto molto vicino alla Sicilia, anzi è un siciliano doc, il papà era un super siciliano doc. Lo invito qui sul palco perché sarà lui a ricevere il premio alla carriera sportiva, parliamo di Rosario Lobello. Buonasera, buonasera. Ecco qui, vi siete già conosciuti. Beh, d'obbligo un attimo parlare anche di papà, perché poi tra l'altro ultimamente c'è stata questa bella pubblicazione che ne racconta le gesta. Parlare di papà come non si può, poi, intanto è il padre che poi non c'è più, quindi il ricordo è sempre, a parte che io lo sento sempre lasciamo perché poi andiamo nella malinconia, non mi piace, è una serata di altro genere. Però certo, insomma, è una traccia in tutti i sensi, è stata una traccia, un solco parallelo dal quale io ho voluto anche dissociarmi, perché solitamente i figli di papà, ben che vadano, vengono considerati i figli d'arte, no? È vero. I figli vengono considerati, ben che vada, figli di papà, quindi capricciosi e viziati. Poi c'è stata questa bellissima pubblicazione che comunque rappresenta veramente un punto importante, perché per chi non ha avuto modo di conoscere Rosario Lobello ai tempi, adesso lo può riscoprire anche attraverso delle fotografie bellissime. Si può riscoprire insomma, il significato di un periodo sportivo in cui ci sono, ecco, Di Stefano, Scirea, insomma, era già ancora giovane, Anastasi, insomma, Riva, Mazzola, insomma, tutte quelle persone che adesso anche gli sportivi più giovani, anche se non hanno visto direttamente giocare, ma dei quali si sente ancora l'eco, perché hanno lasciato davvero una traccia così significativa, così importante che insomma, si lasciano ricordare. Indelebile. Sì, assolutamente. Perfetto, allora la sua presenza è qui legata anche, mettiamoci un po' più avanti intanto, la sua presenza è legata anche alla sua carriera però, perché comunque c'è stata anche una carriera sportiva che fa parte insomma del suo passato. Sì, sicuramente una carriera, ripeto, diversa, che ho voluto tracciare per conto mio, un solco diverso, anche perché non è mai stato un peso, ma il nome e soprattutto il significato che ha dato in quel periodo al quale ci siamo riferiti è stata una traccia significativa, e quindi diventava una responsabilità enorme, grandissima, perché tornando al discorso di prima, che andasse, diceva vabbè, tanto è riuscito perché era il figlio di... Se no, ma dove voleva andare? Senza sapere che lì dentro si è da soli. Quando va bene in due, adesso sono in 6, ma comunque insomma non è che ci siano grandi compagnie, anzi solitamente l'arbitro non è che insomma suscita, cattura entusiasmo, solitamente indifferenza quando va bene del desiderio principale dell'arbitro, ma generalmente insomma sappiamo quali sentimenti suscita, quindi... Benissimo, allora io adesso mi sposto ed invito qui la nostra Jenny Diara, la nostra penaltina, per consegnare prima a Francesco Santocono, che sarà lui stesso a consegnare il premio. Mettiamoci un po' più al centro, eccolo qua, avviciniamo qui per ricevere l'applauso anche del pubblico, il premio speciale alla carriera sportiva a Rosario Lobello, consegnato da Francesco Santocono, prego. Mi piace così scherzosamente sottolineare che spero che questo sia l'ultimo premio, perché solitamente il primo premio viene dato per l'attività, il secondo alla carriera, il terzo meglio non nominarlo. Va bene, ok, grazie a Rosario Lobello, grazie, complimenti ancora. Rimani un attimo Francesco, perché anche per te abbiamo la targa per ricordare questa tua presenza all'interno del Penalty Awards. Eccola qua, ce la consegna Jenny, grazie. Francesco Santocono. Io volevo dire soltanto, per me è stato un grande onore premiare un mito come Rosario Lobello, l'ho visto arbitrare tantissime volte ed ero entusiasta. Poi fra l'altro devo dire due cose soltanto, io sono stato... ho un ricordo anche del papà, perché quando ero sotto le armi ho fatto il servizio in
centralino di un generale, il generale Fuduli, e lui molto spesso chiamava e rispondevo io e mi ricordo come si presentava. Non gli dicevi parolacce? No, lui si presentava così: sono Concetto Lobello, ed era meraviglioso sentirlo, anche perché conoscevo il mito e quindi era molto giusto. Perfetto. E poi ho lavorato 5 anni con Angelo Pellicano e mi ha parlato tanto di Rosario Lobello durante il mio lavoro. Grazie di tutto e arrivederci. Grazie Francesco Santocono, amico di Penalty, del Penalty Awards. Allora, c'è un personaggio che in queste settimane, insomma, è stato presente all'interno della nostra organizzazione, perché, insomma, ha dato una grandissima mano d'aiuto. Lo invito qui sul palco, è un personaggio che tutti conoscono. Lui si chiama Renato Marletta, presidente dell'AIAC Catania. Per essere un ex allenatore vai troppo piano, mister. Ecco, sali. Allora Renato, ti ho messa all'inizio così poi dopo ti puoi tranquillizzare, perché la tua è una grande tensione. Tra l'altro premierai una scuola calcio che è stata presente all'interno della nostra trasmissione con una certa continuità. Allora, intanto una battuta veloce, stringiamo nei tempi perché sai che è una giornata lunghissima, una serata lunghissima. Come sempre, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Devo raccontare un piccolo aneddoto. Ieri sera mi ha chiamato alle 22, allarmato perché a casa nostra stava diluviando. Ho detto: guarda, io ultimamente ho dei contatti col Paradiso. Ho chiamato a San Pietro e gli ho detto: guarda, domani mi raccomando, domani pomeriggio dalle 6 alle 8, tranquillizzaci, dopo ti puoi scatenare all'inferno. Giustamente, avendo buoni rapporti in questo periodo ci è andata bene. Grazie a tutti comunque della presenza e della partecipazione. Allora Renato, premierai una scuola calcio di San Giovanni La Punta, la scuola calcio Jeunesse. Può salire già qui sul palco anche il mister che ritirerà il premio. È una scuola calcio che sta crescendo negli anni con grande intensità e grande continuità. Tra altre cose gestita da uno dei miei tanti figliocci calcistici, Giacomo Priolo, che ultimamente è stato anche collaboratore della rappresentativa Juniores. Che si sono super comportati bene durante questo fine settimana. Qua c'è il mister, ciao, Renato Marletta lo conosci, possiamo già consegnare a Renato Marletta la targa da consegnare poi alla scuola calcio Jeunesse, Marcello Seminale, allenatore della categoria giovanissimi. Ok, grazie e in bocca al lupo. Non scappare perché c'è la targa anche per te, subito, eccola qua la targa che ti... Avrei bisogno anche di una macchina, se qualcuno che... La targa è sufficiente, ecco la targa di partecipazione per Renato Marletta, presidente dell'AIAC di Catania. Grazie Renato. Sicuramente ci vedremo anche dopo. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio, finalmente siamo pronti, tra poco conosceremo le nomination, è stata una selezione durissima, ma siamo sicuri che accontenteremo tutti. Però per incominciare alla grande, per mettere la giusta benzina della nostra giornata, della nostra serata, io invito qui sul palco una cantante che non manca mai negli appuntamenti di Play Village che organizza appunto questo evento. Parliamo di Sabrina Consoli. Buonasera. Allora Buonasera Sabrina, a tutti. io ti ho voluto assolutamente qui al Penalty Awards perché è uscita la tua nuova canzone da 2 settimane, già cliccatissima e quindi insomma è un sicuro successo dell'estate. La canzone si intitola... L'amore non spaventa. E chi è che si spaventa dell'amore? Sabrina Consoli. Grazie. In un mare infinito navigano impazienti i miei sogni proibiti da un porto che non esiste, che non esiste, dove tace la mia speranza racchiusa nella mia intuizione, soltanto che non resiste, che non resiste. Ho tentato i colori della fortuna, di baciare la voglia e il desiderio, di sentirmi viva e vera come
tentato i colori della fortuna, di baciare la voglia e il desiderio, di sentirmi viva e vera come la primavera, dentro il profumo dell'aurora, nelle cascate del Niagara, per far spazio dentro me. L'amore non spaventa, ed ho voluto quanto Dio che tutto questo fosse mio, che nessuno mi frenasse e il mio cuore non tacesse. E ho tentato i colori della fortuna, di baciare la voglia e il desiderio, di sentirmi viva e vera come la primavera, dentro il profumo dell'aurora, nelle cascate del Niagara, per far spazio dentro me. L'amore non spaventa, l'amore non spaventa, l'amore non spaventa, l'amore non spaventa. Quanto ci piace questa bella canzone. Speriamo sia di buon auspicio, perché la prima piazza, il Palazzo Platamone, che è stupendo, sono veramente molto emozionata. Grazie Ettore. Figurati, grazie a te, buona estate allora. In bocca al lupo a tutti i vincitori premiati di stasera. Grazie. A Sabrina presto, Consoli. ciao. Sabrina Consoli. Iniziamo e lo facciamo con la presenza di colui che ha seguito in prima persona il campionato di promozione all'interno della trasmissione Penalty. Parliamo di Mario Cardone. Eccolo qua. Allora Mario, per te lo so che è un debutto qua sul palco quasi. Sì, Ettore, ciao quindi a mi tutti, raccomando, buonasera. voce decisa, alta e... Ettore, sono venuto soltanto per spiegare come è andata quest'anno in promozione. Benissimo. E se c'è tempo parliamo anche di eccellenza, ma poi vediamo. E come al solito io ti dico sempre, stringiamo massimo in 100 secondi. Allora, com'è andata la stagione di promozione 2014-2015? Veniamo Partiamo qui al dal centro. più lontano ovest, diciamo, dell'Agrigentino. Abbiamo avuto il Raffadali che con 71 gol fatti ha vinto il campionato, 8 punti di vantaggio sulla Folgore, che sembrava una candidata credibile, lo è stata fino a un certo punto, perché la vittoria è arrivata con qualche giornata di anticipo. Poi abbiamo avuto nel girone B uno straordinario Rocca di Caprileone, costruito dal presidente Giacobbe, che non vedo ma che ho salutato prima, una squadra che, pensate, ha portato a braccetto 3 cannonieri nelle prime 3 posizioni della classifica: Zingales, Biondo e Cannavò. In quel girone lì però non dobbiamo ricordarci soltanto del Rocca di Caprileone, ma anche del CUS Palermo, che su 15 partite giocate in casa, pensate, ne ha vinte 14, 42 punti fatti in casa, nessuno ci è riuscito, promozione attraverso playoff e vittoria della Coppa. Il mister Aprile poi magari ci spiegherà il perché di questa ripartizione dei punti molto particolare. Nel girone C invece abbiamo avuto lo Sporting Taormina. Io penso che Giuseppe Stracuzzi, che saluto, che è qui con noi, nominato come miglior difensore, abbia conosciuto tutti i volti e i cognomi di quelli che gli hanno segnato, perché sono stati non più di 12. Allora... Taormina, difesa straordinaria, complimenti a lui, a tutta la squadra e a Marco Coppa, che oggi però non ci ha raggiunto. Poi c'è stato il girone D, alla fine ma non alla fine, il girone forse più complesso di tutti, ha vinto la Sicula Leonzio, comandata tecnicamente da Alderisi e suggerita da Arturo Barbagallo. È stato un campionato in cui, pensa Ettore, persino lo straordinario Pierino Concialdi, che giocava in Atletico Catania, non è riuscito ad avvicinare questa squadra ai playoff, per quanto era difficile riuscire a entrare nel novero delle grandi potenze di questo campionato. Alla fine ce l'ha fatta la Sicula e alla fine ce l'ha fatta il Gela, che aveva veramente dei grandissimi giocatori. Benissimo, 100 secondi sono passati, sei bravissimo. Mario Cardone, che ci ha raccontato in 100 secondi il campionato di promozione. Grazie, buona serata. Ci vediamo dopo, grazie Mario. Allora io passo adesso qui perché devo leggere subito le nomination per quanto riguarda il campionato di promozione, il ruolo del portiere. Però prima è importante chiamare colei che premierà il ruolo del miglior portiere. È un'amica di Penalty, una collega di Sestarete, Valentina Mammino.
scorso anno qui sul palco per la prima edizione, in questa seconda edizione era giusta la sua presenza. Eccola qua Valentina Mammino, devo dire che mi emoziona vederti perché lo scorso anno eravamo insieme per il penalty prima edizione ad Aci Trezza. Eh sì, eravamo insieme, abbiamo vissuto anche quell'avventura insieme, poi Ettore io lo dico sempre, tu sei un amico, io ho visto nascere Penalty, sono molto legata a questa trasmissione proprio perché accende i riflettori su quel calcio, il calcio, diciamo quello di cui il calcio vero non parla mai, per riprendere infatti, lo slogan è vero, di Penalty. Vedo che ti hanno già dato la busta con il giocatore che vince, però non lo devi aprire perché io adesso ti lascio qui un attimo soltanto al centro del palco perché leggo le nomination ed invitiamo qui sul palco appunto i 3 che concorrono come miglior portiere del campionato di promozione. Allora, abbiamo purtroppo avuto una defezione all'ultimo istante, parliamo del portiere del Castelnuovo, Francesco Tarantino, purtroppo è rimasto bloccato con la sua macchina e quindi non ci ha potuto raggiungere qui a Catania, lui era in nomination, Francesco Tarantino, portiere del Castelbuono, mentre sono qui l'invito sul palco Mario Caserta del Rocca di Caprileone e Daniele Pandolfo Gela Calcio. Salite, prego. Eccoli qui, venite. Pandolfo che l'anno scorso era in nomination se non sbaglio. Salve. Allora, abbiamo Daniele Pandolfo Gela Calcio, Mario Caserta Rocca di Caprileone. Marco, allora una battuta velocissima perché dobbiamo essere sempre molto veloci perché sennò rischiamo veramente di fare notte. Beh, è stata una stagione più che positiva, avete vinto il campionato? Sì, abbiamo sofferto poco, diciamo, abbiamo vinto il campionato con 3 giornate d'anticipo. E siete ritornati in eccellenza? Subito dopo un anno. Un anno solo di sofferenza. Mentre invece a Gela si è aperto forse, chissà, una nuova primavera. Esatto, al contrario loro è stato un campionato totalmente diverso, molto più combattuto, però alla fine il Gela comunque merita altre categorie, quindi sicuramente si proverà a fare un'ottima stagione anche dall'anno prossimo. Speriamo bene anche per voi. Allora Valentina, a te il compito di leggere, aprire la busta e leggere il nome di colui che vince per il ruolo del portiere nel campionato di promozione. Sottolineiamo la mancanza di Francesco Tarantino del Castelbuono, quindi come se foste in 3. Prego. Ettore, partendo sempre dal presupposto, come dicevamo anche l'anno scorso, che essere arrivati già su questo palcoscenico è una vittoria. Brava, quindi giusto. poi il nome è vero, avrà quel quid in più, ma è già una grande vittoria essere qui. È vero. Allora, vince il premio come miglior portiere del campionato di promozione stagione 2014-2015 Daniele Pandolfo, Gela Calcio. Eccola qua, perfetto. Allora, questa la tengo io, possiamo dare direttamente la targa alla nostra Valentina che la consegna a Daniele, perfetto. Adesso prendiamo l'altra per consolazione, si fa per dire però rimanere in nomination tra i 3 sicuramente è sempre una cosa importante. Per Marco Caserta, eccolo qua, sarà sempre Valentina a consegnarla, perfetto, eccolo qua. Complimenti. Grazie. Grazie ragazzi, grazie, in bocca al lupo per la prossima stagione. Dopo un anno vincente, un altro premio importante per te? Sì, i premi fanno sempre bene, comunque anche se la categoria non è stupenda, però i premi fanno bene anche per il morale, per un giocatore. È stata una stagione difficile, una stagione combattuta, però abbiamo meritato comunque il salto di categoria. Non scappare perché anche per te c'è la solita targa di partecipazione per questa tua presenza all'interno del Penalty Awards 2014-2015, la consegniamo subito ed è la nostra penaltina Jenny. Diara. Grazie davvero Ettore, è Grazie sempre a te. un onore lavorare con te o essere tua ospite. Grazie, ciao bella, grazie. Buon pomeriggio, grazie. Grazie a Valentina Mammino di Sesta Rete.